Parlare di false notizie, preferiamo usare la nostra lingua per capirci, è semplicemente una gratuita provocazione. Che ci siano problemi di organizzazione dovuti alla fretta di avviare il servizio della differenziata non ci sono dubbi. Forse l'assessore Domenico Fontana farebbe meglio a questo punto a farsi un giro e verificare di persona la situazione, magari evitando che la gente, dopo aver fatto la fila, trovi lo sportello chiuso una volta arrivato il proprio turno. Purtroppo è accaduto al Palacongressi. La polemica si può dire nasce spontanea e il Comune deve dare atto che, a parte i soliti sporcaccioni, il problema esiste e va risolto assumendosi le proprie responsabilità, senza scaricare sugli altri ciò che è frutto di improvvisazione e pressapochismo degli addetti ai lavori, tanto da suscitare anche l'intervento dell'asso stampa provinciale, per niente tenera nei confronti proprio dell'assessore all'igiene del Comune di Agrigento. La nota del sindacato dei giornalisti parla di terminologia utilizzata dall'assessore Fontana, irrispettosa del lavoro di informazione svolto da tante testate giornalistiche che in queste settimane hanno raccontato i numerosi disservizi che causano le lunghe file per il ritiro dei mastelli con l'ausilio di immagini e foto. Intanto c'è grande fermento al villaggio Mosè, dove i cittadini hanno quasi pronta una petizione contro l'ordinanza del sindaco Lillo Firetto di utilizzare il campo di calcio del quartiere per allocare il centro di stoccaggio della differenziata. Non solo il sindaco, affermano i cittadini, non ha tenuto conto della vicinanza delle abitazioni, ma incredibilmente ha trasformato l'impianto sportivo. Sulla vicenda intervengono i consiglieri comunali di Forza Italia Giovanni Civiltà e Pasquale Spataro, i quali chiedono la revoca dell'ordinanza sindacale, ricordando come il sindaco Firetto aveva utilizzato lo stesso metro a Villa Seta quando decise di creare il centro di stoccaggio accanto alla piscina e ai campi di tennis. Per i due consiglieri si tratta di una iniziativa indegna. E sempre dal villaggio Mosè arriva la lamentela di una signora residente in via Lucrezio nei pressi dell'asilo nido. La zona, dice la signora con una nota inviata alla nostra redazione, per mancanza di controlli è diventata una discarica a cielo aperto. Insomma, la città sta vivendo quello che dovrebbe essere un modello di civiltà come un vero e proprio incubo.